Un tour nelle eccellenze nella cultura manifatturiera veneta è l'esperienza che 4 fashion influencer arrivati dal Giappone hanno potuto vivere nel nostro territorio. Dopo aver visitato MICAM, il salone internazionale della calzatura a Milano, grazie a Venice Promex sono giunti tra Asolo e Montebelluna, nel cuore del distretto dello Sport System. Una visita al Museo dello Scarpone e della Calzatura per scoprire innovazione e tecnologia delle calzature sportive. I nuovi mezzi di comunicazione sono un veicolo di promozione importante. Sono fondamentali per poter raggiungere i paesi più lontani, i territori che magari meno ci conoscono o che appunto non hanno mai realizzato che qui c'è una tale concentrazione di aziende così altamente specializzate come non si trova in nessun'altra parte del mondo. Nel Museo dello Scarpone di Montebelluna anche uno dei primi modelli di scarponi da sci prodotti negli anni 30 e le calzature originali della conquista del K2. Siamo l'unica realtà che conserva, valorizza e promuove quello che è un patrimonio diffuso di tutte le aziende. Noi non siamo un museo aziendale, siamo un museo di distretto, quindi davvero vogliamo portare alla luce quello che è un patrimonio condiviso. Dal distretto dello Sport System a quello delle scarpe di lusso, il tour è proseguito tra aule e laboratori del Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. È con grande orgoglio che invitiamo qui presso il Politecnico Calzaturiero sia buyer che influencer, in questo caso del Giappone, quindi un mercato per noi della fascia alta importantissimo, con un potere d'acquisto rilevante e che apprezza tantissimo il Made in Italy. Li abbiamo invitati qui al Politecnico Calzaturiero proprio perché si rendano conto di quello che possono essere i percorsi dei nostri giovani, dei nostri ragazzi prima di entrare o al contempo mentre lavorano nelle nostre aziende e quindi portare quell'innovazione e quella novità che cerchiamo assolutamente. L'aspetto della comunicazione social è diventato fondamentale e dobbiamo semplicemente capire esattamente quali sono i canali giusti per il tipo di prodotto. È stata un'esperienza bellissima, speriamo che si possa portare l'immagine del Politecnico ma soprattutto la sua storia e il suo messaggio più all'esterno possibile. Curiosi, attenti, pronti a mettersi in gioco e perché no a provare a realizzare loro stessi una scarpa a regola d'arte, un'esperienza da ricordare e da raccontare anche attraverso i social. 来てね